Allora, doccia sì, doccia no. Abbiamo questo grande dilemma. I nostri prodotti vanno bene nelle docce? Allora, faccio una premessa. Se un cliente vuole avere la resistenza assoluta nel box doccia, per favore fategli usare le piastrelle, non c'è dubbio. Se invece è un po' più trendy e vuole fare un prodotto più attuale, allora viene da noi. Cosa possiamo garantire? Allora, prima di tutto, tutti i nostri prodotti acrilici, quindi Gioia, White Paint, Via Lattea, eccetera, li possiamo mettere in un box doccia e gli mettiamo sopra ipervetro. Non c'è nessun problema. Naturalmente, ve lo dirò diverse volte, dovete sigillare molto bene dove ci sono le possibilità che penetri l'acqua. Poi passiamo a istinto. Istinto nel box doccia va bene. Anzi, con istinto andiamo anche sopra le piastrelle perché abbiamo il famoso primus aggrappante. Quindi diamo il primus aggrappante, poi diamo istinto, facciamo tutte le lavorazioni che vogliamo, poi diamo Gioia e poi diamo ipervetro. Perché cosa succede? Gioia sopra istinto lo rende impermeabile e a questo punto possiamo mettere ipervetro. Se non vogliamo mettere Gioia, allora abbiamo il problema dell'assorbenza. Ecco che abbiamo suggerito in diversi film di mettere vetro diluito 1:4, un paio di mani per chiudere il prodotto, se vogliamo dare un'altra mano di vetro e poi dopo ipervetro e siamo tranquillissimi. Se istinto o muro naturale, che è la stessa famiglia, lo tiriamo molto, facendo la pietra levigata appunto a muro naturale, in quel caso diventa difficile chiuderlo anche con vetro, quindi sconsiglio di usare ipervetro. Usate vetro, quindi date una mano, 2 mani, 3 mani di vetro e avete comunque l'idrorepellenza. Cosa potrà succedere? Che in qualche punto che ancora assorbe, durante la doccia si bagna, ma poi dopo quello scuro che si crea dell'umidità si assorbe e va via. Quando vengono i problemi? Lo ridico, quando non andiamo a siliconare bene gli spazi dove può entrare l'acqua, soprattutto nella box doccia dove c'è il piatto doccia. Una parola sui pavimenti. Istinto non va bene per i pavimenti, quindi io lo scordatevelo. Istinto non va bene per il piatto doccia, assolutamente. Sul pavimento del bagno può andare bene iperresina perché sulla piastrella iperresina aggrappa perfettamente. Coordinate la tinta del pavimento con la parete e in pochissimo avete risolto il problema del pavimento. Spero di aver detto la mia e di essere di aiuto per questo dibattito doccia o non doccia. Poi naturalmente ognuno di voi ha un'esperienza diretta sul campo, sa meglio di me cosa deve fare, però almeno avete questa mia testimonianza che noi supportiamo. Quindi se voi seguite queste linee guida, come si dice oggi, noi rispondiamo anche di eventuali problemi. Siamo a disposizione, abbiamo un centro di consulenza digitale sempre a vostra disposizione per questi problemi. Cliccate, entrate, facciamo una videochiamata e vediamo tutti i nostri suggerimenti. Buon lavoro, ciao!